L'ospedale di Monselice, qualcosa si sta muovendo, e a dirlo è proprio il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che nel corso del punto stampa è tornato a parlare proprio della struttura di Schiavonia. Ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di due ospedali principali che sono lo Schiavonia e il Sant'Orso. Quindi vi abbiamo chiesto per oggi pomeriggio che ci dicano già le prime indicazioni e cercheremo di capire. Spero che lo si possa fare con velocità. Resta fermo che al momento attuale noi siamo in emergenza. Il ritorno alla normalità dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta potrebbe coincidere con il ritorno della sanità ordinaria nella struttura sorta nella Bassa Padovana dalla chiusura delle strutture di Este e Monselice e del ridimensionamento di quelli di Conselve e Montagnana, al punto che lo stesso presidente Zaia ha invitato alla calma gli amministratori del territorio. Come abbiamo sempre detto, mi spiace che qualcuno si organizzi per fare, con la contraerea quando forse qualcuno non ha capito di cosa stiamo parlando. Vi ho mai detto che gli ospedali Covid verranno tolti ai cittadini e se cominciassimo ad allentare ad aprire, sono 2 mesi di sottrazione dell'ospedale, ma stiamo parlando anche di aver curato 3.000 persone ad oggi, con quasi 700 morti. È come in guerra, ma senti no, l'ospedale non deve utilizzare per curare i feriti, perché noi dobbiamo ancora continuare con le nostre robe. Tutti hanno diritto. E tanto è vero che noi comunque come attività ordinaria riusciamo ancora a garantire 9.000 persone al giorno, oltre le 2.000 ricoverate di Covid.